Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, noi qui siamo, diciamo, anzitutto una radio politica, quindi quello che sto per dire potrebbe ritorcersemi contro, ma lo dico comunque. Ma tuttavia non crediamo che la vita coincida tout court interamente con la politica. Non crediamo che la politicizzazione della vita, o ancora peggio l'ideologizzazione della vita, sia qualcosa di sano, salutare, giusto, anche perché altrimenti saremmo marxisti. Quindi insomma non siamo marxisti e sappiamo che c'è una zona, forse la più preziosa in realtà, quella che ci definisce in quanto uomini, della vita, che va oltre la politica, che eccede la politica, soprattutto la politichetta con cui spesso purtroppo abbiamo a che fare. Perché questo apparentemente pipposa? No, in realtà per una cosa molto grave, molto concreta che è successa oggi. Mi riferisco alle parole di tal Nicola Morra. Nicola Morra, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, tra i grillini della prima ora, i grillini del Vaffa, è stato anche presidente della commissione antimafia, perché questo paese spesso premia il merito, quindi è stato anche presidente della commissione nazionale antimafia. Attualmente è un fuoriuscito, perché come dire, un contestatore della linea di Conte, e è candidato alle elezioni regionali in Liguria per la lista Uniti per la Costituzione, un programma tutto sbilanciato verso il futuro, attualissimo e pregnante, insieme a un altro ex parlamentare pentastellato, Mattia Crucioli. Ma queste sono davvero frattaglie che riguarderanno lo 0,0, dei liguri. Riguarda invece chiunque abbia chiaro cos'è la vita e quella famosa eccedenza della vita con cui abbiamo esordito, riguardano chiunque le parole che ha rilasciato questo tal Nicola Morra al Foglio, parlando di Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, candidato del centrodestra alle medesime elezioni liguri. Leggo perché non riesco a fare una sintesi, come dire, adeguata all'abisso morale di queste parole. Lo ha detto lui, ha un tumore metastatico con il quale non si scherza, anche se lo vedo tonico in questa campagna elettorale, cioè ci aggiunge anche l'ironia perché si sente proprio molto, come dire, brillante. Il cronista del Foglio subito lo interrompe: ma come Nicola Morra? No, come dissi per la povera Iole Santelli in Calabria, perché è recidivo Nicola Morra su questo tema, motivo per il quale poi venni travolto dalle ingiurie, poverino, fu addirittura ingiuriato. Gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato. Ora apprendo che questo Nicola Morra ha insegnato filosofia nei licei, mi spiace per gli studenti, come dire, che si sono imbattuti in questo professore, ma se ha studiato filosofia dovrebbe sapere che un tizio che si chiamava Martin Heidegger, che come dire, ha una profondità lievemente superiore di tal Nicola Morra, ci diceva che la morte, adesso semplifico ovviamente, ci riguarda in quanto umani, la possibilità estrema che coinvolge l'essere umano in quanto tale. Parlava di imminenza sovrastante specifica Heidegger, se proprio vogliamo fare i conti, cioè ciascuno di noi ha questa possibilità sempre, come dire, permanente sul capo. Non ce l'ha solo chi è malato, non c'è, di qualunque uomo si può dire che non può terminare un mandato se viene eletto. Questo, come dire, lo volevo chiarire, ma insiste Morra, perché dice: è un fatto, rispetto tutte le scelte, anche se nel caso di Santelli, fin dall'inizio della candidatura, tanti nel centrodestra iniziarono a farsi due conti per il dopo. Sta accadendo anche questa volta nel centrodestra, c'è chi pensa già al dopo Bucci? Lo inziga il cronista del Foglio? Non lo so, spero di no. Di sicuro il candidato naturale che alla fine si è tirato indietro era Edoardo Rixi della Lega.
Cioè sta insinuando tal Nicola Morra che c'è qualcuno che si fa già dei conti perché Bucci potrebbe non terminare il mandato. Io non riesco a seguire questo abisso, quindi provo a riferirvelo per come è stato esplicitato. Io non mi nascondo, i cittadini sono liberi e devono perciò essere consapevoli. Allora, vedete, le parole sono importanti, no? Diceva Nanni Moretti, passiamo da dire a Nanni Moretti, Morra ci ha confuso tutte le idee, però un'idea è sicura. Queste parole sono un atto di sciacallaggio. E non è che stiamo infamando qualcuno noi, perché ha, come dire, vocabolario Treccani vigente. Sciacallaggio vuol dire comportamento da sciacallo. Dizionario del Corriere della Sera, sciacallo in senso estensivo, non ci riferiamo ovviamente al quadrupede, azione cinica compiuta a danno di chi è già in difficoltà, chi approfitta cinicamente delle disgrazie altrui. Ecco, tal Nicola Morra ha avuto un comportamento da sciacallo, vocabolario alla mano. Grazie a tutti, a domattina.